facciamoci una foto? Ma pensi sempre a farti le foto? Ma sì, ma guarda, è stupenda qui da Taormina. Vai. Vabbè, però felice. Felice. Allora, ci stiamo conoscendo meglio, ho capito che a te piace stare al telefono, sei una piccola fashion blogger. Stasera andiamo a cena assieme? Va bene, però prima andiamo a prendere il gelato? Vabbè, pensi sempre a mangiare, però va bene. Dai, andiamo. Andiamo. Batu si inserisce in modo prepotente alla nuova offerta enogastronomica del nostro albergo, si aggiunge al già consolidato ristorante Il Giardino degli Ulivi. Batu è un'esperienza nuova, un'esperienza affascinante. Batu deve il suo nome all'ulivo di cui evoca con eleganza la sua fioritura. Batu è un ristorante molto delicato e molto discreto che consigliamo non soltanto ai nostri ospiti ma anche a chi desidera venire a Taormina e godere di una cena con uno spettacolo così bello con il fronte mare. Luigi, noto che ci sono 3 menù, qual è quello più indicato dato che lei è vegetariana? Sicuramente Lukaku e Filo, è un menù vegetariano molto vicino al vegano, dove il coniglio e la carota, che fondamentalmente è un nome evocativo, rappresenta il coniglio, ma il coniglio realmente non c'è. Chef, ma questo piatto è delizioso già alla vista, ma è sicuro che è vegetariano? La nostra filosofia di cucina ormai è molto più concettuale che mai e sta avvolgendo molto sul vegetariano. Come vedi c'è raffigurato un coniglio, una finta carota e quello va a richiamare un po' l'arrosto che si faceva una volta nelle nostre case. Cioè è un finto arrosto di coniglio. Fondamentalmente è una carota, una pastinaca e viene avvolta con della carta stagnola edibile. Il secondo è un flan sempre di pastinaca abbinato con un umami di carota. La ringrazio, chef. Grazie a voi, buona cena. Grazie. Tu ti sei preso il finto coniglio, io siamo a mare, prendo la ricciola. Dobbiamo assaggiare però, Edo, io sono troppo curiosa di questo. Buonissimo. Com'è? Buonissimo. Per concludere un brindisi al nostro Batu, al nostro Giardino degli Ulivi e al nostro Grand Hotel San Pietro. Ed è stata un'esperienza stupenda. Buonasera, arrivederci. Solitamente a tutti i nostri ospiti doniamo un pacchettino con dei biscottini di mandorla fatti dal nostro chef e una piccola bottiglietta d'olio sotto forma di cadeau. All'interno troverete un bigliettino da visita per poterci ricontattare. Grazie, allora torneremo sicuramente. Una buona serata. Grazie, anche a voi. Arrivederci. Arrivederci.